Ci troviamo a Conegliano, che è uno degli ospedali dell'ULSS 2, è un ospedale che insieme a Vittorio Veneto serve una gran parte di popolazione di questa ULSS. È un'eccellenza assolutamente, perché noi in questo reparto di radiologia offriamo qualsiasi tipo di servizio all'utenza, quindi sia dal punto di vista diagnostico che interventistico, sia qui che a Vittorio Veneto. Quindi riusciamo a coprire qualsiasi tipo di richiesta arrivi sia da parte dei reparti interni sia da parte dell'utenza esterna. Dottor Luca Cancian, a cosa è dovuta questa vostra eccellenza negli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto? A Conegliano e Vittorio Veneto troviamo innanzitutto una grande presenza di professionisti molto preparati e molto attenti alla parte tecnica, ma anche molto attenti alla parte di umanizzazione e di accoglienza del paziente. Questa è la prima risorsa che abbiamo, così come hanno anche gli altri ospedali sicuramente dell'ULSS e del Veneto, e siamo molto attenti a questo punto, da questo punto di vista. E poi ovviamente parliamo di radiologia, quindi la tecnologia la fa da padrona, e devo dire che abbiamo una dotazione di apparecchiature tutte molto recenti e tutte veramente molto performanti. Non da ultimo ricordiamo la TAC che è arrivata con il PNRR, che è una TAC di ultima generazione che ci consente lo studio approfondito anche della parte cardiovascolare, che è uno degli esami che qui in questo ospedale viene eseguita in maniera molto frequente, avendo un'emodinamica, una cardiologia molto attiva, e quindi ci permette di pianificare e di fare dei controlli dei trattamenti, così come la risonanza che abbiamo anche recentemente messo a punto la settimana scorsa, dove riusciamo a coprire tutte le possibili diagnostiche, sia cardiovascolari che dal punto di vista neurologico, dal punto di vista pelvico. Ricordo la prostata, dove c'è un'urologia in questo ospedale molto molto importante, per cui abbiamo un giro di pazienti molto, molto forte e che necessitano, ed è uno dei punti per cui noi lavoriamo, di una rapida diagnosi per poi essere convogliati ad una terapia, insomma, il più precisa possibile. Per cui dal punto di vista di apparecchiature siamo veramente a posto, apparecchiature che poi vengono controllate in maniera molto frequente. Ricordo la mammografia, dove abbiamo 3 mammografi, tra cui Vittorio Veneto, che eseguono anche screening di primo livello, e qui quotidianamente vengono certificati e testati per essere di alta qualità. Questo è un punto di forza dell'ospedale di Conegliano e Vittorio, ma diciamo degli ospedali pubblici, dove possiamo rivolgere la nostra attenzione alla qualità in maniera costante e molto forte, garantendo al paziente il servizio migliore. Lei ha ricordato come il vostro reparto sia ricco di nuove tecnologie. Ecco, come si inserisce l'intelligenza artificiale nella radiologia? Già è permeata nei nostri macchinari per migliorare l'immagine e, ad esempio, nella TAC ridurre in maniera significativa le radiazioni ionizzanti, che come sappiamo, diciamo, meno ce ne sono meglio è. Quindi questa ultima apparecchiatura che abbiamo riduce drasticamente la quota di radiazioni, dando un'elevata qualità diagnostica. E prossimamente, parlo dell'autunno di quest'anno, anche l'ULSS 2 cambierà il sistema si chiama PACSERIS, cioè di gestione delle immagini, che verrà dotato di intelligenza artificiale per la diagnostica a quel punto, cioè per identificare le lesioni. Ricordo in questo campo la mammografia, che è uno dei punti più sensibili anche per la difficoltà diagnostica che ha dell'individuare le lesioni, e questo PACS sarà dotato, l'ULSS si doterà di questo sistema di intelligenza artificiale, che è stato già testato a Treviso e si è, diciamo, rivelato essere molto molto importante, molto interessante. Verrà esteso a tutta l'ULSS e ci consentirà una diagnosi più precisa. Ci tengo a ricordare che l'intelligenza artificiale affianca il medico, non è che va a sostituirlo, quindi è sempre il medico che gestisce
la diagnosi finale, dà il parere finale, però aiuta sicuramente a identificare quelle aree, quelle zone critiche dove l'occhio umano magari potrebbe avere qualche piccolo problema. Ad esempio sulle macchine che abbiamo, come dicevo, il recente messa a punto della risonanza ci consente di eseguire degli esami in maniera molto più rapida, e questo è un fattore importante per il paziente, in modo che staziona il meno possibile all'interno dell'apparecchiatura, e andando a valutare lesioni anche veramente al di sotto del centimetro, quindi siamo molto precisi. Abbiamo anche implementato l'apparecchiatura per fare degli esami cosiddetti total body, cioè una risonanza che va a vedere senza mezzo di contrasto il corpo umano dalla testa fino alle gambe. Questo è consentito a macchinari che hanno un certo grado di potenza, di aggiornamento. Per quanto riguarda l'ATAC, che dicevo prima anche l'intelligenza artificiale al suo interno, noi riusciamo adesso con dei sistemi innovativi di ricostruzione post acquisizione dell'esame di andare a valutare micronoduli polmonari, valutare situazioni vascolari già trattate con degli stent, ad esempio le coronarie, quindi andare a vedere all'interno dello stent che è stato posizionato se il flusso è corretto, e quindi veramente ci ha dato un passo in avanti. Se poi rivolgiamo l'attenzione a Vittorio Veneto, dove sappiamo esserci un reparto di chirurgia otorino molto importante, di riferimento a livello italiano e anche europeo, lì abbiamo implementato in maniera molto attenta tutto ciò che è la diagnostica raffinata della patologia del capocollo, e quindi ci stiamo orientando verso una specializzazione ulteriore di quel tipo di radiologia, sia dal punto di vista dei macchinari sia dal punto di vista dei professionisti. È una filosofia che io sto attuando anche qui a Conegliano, cercando di portare i vari professionisti a specializzarsi nelle varie aree in modo di poter dare eccellenza in qualsiasi ambito loro si occupino.